Sergio Festa, allenatore del Sarzana, un 3-3 con molta aperta questa partita, la volevate vincere ovviamente sia voi che il Centro Giovani Calciatori, ve la giocate tutta domenica a Sarzana. Buonasera a tutti intanto, sì, vogliamo vincere come vogliono fare tutti, ma non penso che stasera cambiava tanto vincere di uno o perdere di uno, perché la partita comunque è aperta anche al ritorno, ancora di più adesso che abbiamo pareggiato, quindi, ma credo che queste partite qui con qualunque altro avversario, comunque sia da parte nostra che da parte loro, sarebbe stata comunque una partita equilibrata. Le partite con andata e ritorno a differenza reti sono fatte così e quindi niente, ora ci rivedremo domenica e vediamo cosa succede. Hai fatto davvero un grande girone di ritorno, 7 vittorie di fila, 7ª posizione, diciamo, il presidente Corona che ha creduto in te, diciamo, l'hai ripagato alla grande. Sì, chiaramente ringrazio la società per avermi dato quest'anno l'opportunità di allenare, ma soprattutto l'opportunità di farlo nel momento più difficile. Mi ha dato la possibilità di rialzarmi, hanno creduto in me e niente, come dico sempre, con il lavoro si ottiene tutto. Noi abbiamo lavorato tanto quest'anno e niente, abbiamo raccolto i frutti che penso erano abbastanza meritati per quello che abbiamo fatto durante l'anno, non solo durante le partite, ma proprio in pista durante tutto l'anno. Alessandro Cupisi, che te conosci molto bene perché chiaramente nel momento in cui eri fermo lui ti ha voluto a Sarzana, ha voluto spendere delle parole positive anche non solo come giocatore ma anche come allenatore. Ha detto: Sergio, insomma, i numeri ce l'ha. Spero di fare una carriera importante, lo voglio fortemente, però siamo all'inizio, ce la fa tanta gavetta. Ringrazio il Cupi che è un amico, è stato il mio allenatore e insomma ricambio le parole che mi ha proferito e niente, ora c'è da recuperare un attimo, staccare un attimo la spina e poi da venerdì si ritorna in pista e prepariamo la partita di domenica.